Bentornati a TG Plus Focus, è con noi Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia per quanto riguarda il Consiglio regionale del Veneto, è una presenza femminile importante, è stata molto vicina a Silvio Berlusconi, bene l'ha conosciuto, so che lei ha avuto da lui anche notevoli consigli, quando lei era sindaco l'ha anche insomma, avvicinato più volte, poi si è ritrovata lì in Consiglio regionale. Che ricordo ha di Silvio Berlusconi? Ma intanto buon pomeriggio. Ci sono state varie occasioni in cui c'è stata l'opportunità di incontrarlo, di conoscerlo. Io in particolare ho un ricordo personale legato alle vicende del 2010, quando c'è stata quella alluvione terribile che ha interessato buona parte del Veneto. Il mio comune era stato uno dei comuni più colpiti e è stato organizzato un incontro con i sindaci dei comuni alluvionati e con il presidente del Consiglio, che all'epoca appunto era Berlusconi. In quell'occasione Berlusconi promise lo stanziamento di risorse per i nostri comuni, per i nostri territori, risorse che poi comunque sono arrivate, e quindi promessa mantenuta. Ed è stata una bella circostanza quella in cui ha Cioè, avuto ricordiamo che Elisa Venturini all'epoca era sindaco di di casa Casalserugo, Cerchio. famosa perché andava sugli argini con il giubbotto Non giallo, solo sugli diciamo argini. che andava dappertutto e quindi Berlusconi l'ha notata certamente, l'ha notata anche per la sua tenacia, infatti poi lei ha fatto carriera, ma adesso lei ha in un post, oggi in un comunicato ha detto chiaro e tondo, adesso dobbiamo andare avanti noi, c'è spazio per andare avanti, è riuscito Silvio Berlusconi a creare, diciamo, quelli che lo sostituiranno, a creare una forza che porterà avanti il progetto? Ma intanto penso che l'impegno che noi abbiamo come persone che hanno dei ruoli nell'ambito di Forza Italia, della politica e delle istituzioni, è quello di portare avanti un pensiero, che diffonda il pensiero liberale di Forza Italia, perché nel '94, quando Forza Italia nasce come un partito liberale moderato. Berlusconi è riuscito nell'intento di mettere insieme tutte le varie forze politiche del centrodestra e dare questa etichetta che prima da allora non esisteva. Poi nel tempo, son passati 30 anni, è chiaro che ci sono delle mutazioni, cambiano le persone, cambiano i contesti, però di fondo rimane quella possibilità di realizzare un centrodestra unito con varie anime, varie componenti all'interno. Allora la vera sfida per noi sarà quella di continuare a tenere quello spirito liberale moderato all'interno di uno schieramento di centrodestra, perché è quello che riesce a interpretare uno spirito e un pensiero che è presente nella società italiana. Grazie davvero per essere stata con noi a Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Regione Veneto, ad aver parlato di Silvio Berlusconi. Buona giornata. Grazie, buon pomeriggio.